Grazie Presidente. Come Movimento 5 Stelle abbiamo sottoscritto convintamente la mozione del collega Moretti. Abbiamo condannato fortemente l'atroce attacco di Hamas all'indomani del 7 ottobre, che ci ha fatto nuovamente sprofondare nel dramma della guerra che affligge la striscia di Gaza da quasi un secolo. Non avremmo più voluto assistere all'ennesima operazione militare da nessuna delle parti che si contende quel prezioso fazzoletto di terra. Distratti dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, abbiamo abbassato i riflettori su quanto stava mutando in quel territorio. C'è la responsabilità grave della comunità internazionale di aver lasciato languire per 30 anni il processo di pace e per aver sottovalutato i rischi per Israele, derivanti dalle pericolose politiche estremiste e oltranziste di Netanyahu, che hanno alimentato gli estremisti di Hamas e marginalizzato i moderati di Abu Mazen. Ma questa assenza, questo vuoto di pace e di giustizia non deve giustificare la violenza e la guerra che sta dilagando. Per questo, pur confermando il diritto di autodeterminazione del popolo palestinese, resta ferma la condanna all'operazione militare di Hamas, che non è tutto il popolo palestinese. Lo abbiamo sempre detto che quella non è la strada che porta al riconoscimento dei diritti dei palestinesi, anzi quella strada non fa altro che demolire i diritti e distruggere la strada della pace. Israele aveva dal suo canto il diritto e il dovere di difendersi, ma nel rispetto delle convenzioni di Ginevra che impongono la tutela dei diritti civili e delle popolazioni inermi. Una cosa è smantellare Hamas con un'operazione di antiterrorismo condotta con azioni mirati, un'altra cosa è rispondere con un assedio totale e un attacco indiscriminato contro civili innocenti che l'ONU ha qualificato come una punizione collettiva che viola il diritto internazionale. Israele non può rispondere con barbarie alla barbarie terroristica, altrimenti che differenza ci sarebbe tra uno Stato civile e democratico e un gruppo terroristico? E questa domanda la rivolgo al collega Gabibbo, che ha tenuto a precisare la legittimità dell'azione dell'aggredito per il solo fatto appunto di essere stato aggredito. Come uscirne? Come fermare quest'ondata di violenza? Si deve sicuramente ripartire da quanto sancito dalle Nazioni Unite dopo la fine del secondo conflitto mondiale, quando gli accordi di Oslo del 1993 venne affermato il concetto due stati per due popoli. Ancora oggi quella è l'unica soluzione accettata dalle due parti. Occorre quindi ripartire da lì, dare completezza a quell'impegno con il pieno riconoscimento dello Stato di Palestina, compreso nei confini precedenti alla guerra del 1967, con Gerusalemme capitale condivisa dei due Stati e con la continuità territoriale con la striscia di Gaza. Spetta quindi al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ripartire con una seria diplomazia nell'ambito del diritto internazionale per fermare la violenza affinché tutti si impegnino alla ricostruzione della pace, della convivenza, della sicurezza comune. Siamo preoccupati per i rigurgiti di antisemitismo, per la mai sopita islamofobia in tutto l'Occidente. Ci deve essere un comune impegno a lavorare per estirpare ogni politica di intolleranza razziale e religiosa, affinché le nuove generazioni non si lascino trasportare da un clima di odio e di violenza. Quindi per noi è importante in questo momento evitare tifoserie che acuiscono soltanto le distanze ed è per questo che non troviamo condivisibile la mozione proposta dalla maggioranza. Grazie. Grazie, consigliere Onsel. Grazie Presidente.